Ciao ragazzi, ben ritrovati. Noi abbiamo fatto la solita minchiata. Stiamo ricominciando perché io avevo il microfono spento perché sono un coglione direttamente, non un cretino. Quindi benvenuti in un nuovo episodio di Salotto Siciliano in compagnia di un ospite speciale. Un coglione. In effetti non ha tanto torto, però non sono io l'ospite ma è lui, ed è Giovanni Roccasalva, ed è... Salve, buonasera. Come anche tu sei coglione però, perché sei l'unico che paga le tasse a Nodos. Bravo, uno con l'accento. Diciamo questo prima. Se vuoi, allora, stavamo parlando prima di questo mondo dei tatuaggi e spiega perché hai voluto partecipare alla nostra intervista. Come dicevo prima, perché forse sono l'unico tatuatore di Noto, quindi mi è venuto facile, cioè vincere è facile. No, appunto i ragazzi mi hanno contattato chiedendomi se volevo fare questa intervista riguardante questo programma, si può dire programma che state facendo? Sì, programma, Podcast. Sono tecnologici, ragazzi, sono avanti, giustamente. Magari a te ti ho visto bello tecnologico lì in studio, iPad, tante così. I mezzi di lavoro sono importanti ad oggi. Verissimo. Sì, mi hanno contattato dicendomi se volevo fare appunto questa intervista, ovviamente ho accettato molto volentieri, anche per dare una giusta informazione di quello che è il tatuaggio, perché molte persone sono ferme al pensiero che il tatuaggio sia una cosa comunque sia da delinquenti, da malavitosi e quant'altro, e quindi ho accettato volentieri. Allora io una domanda che voglio farti anche per far capire il percorso della persona al nostro pubblico, sì, è quando, a che età hai capito che potevi fare il tatuatore per lavoro? Che ho capito, cioè è difficile dire ho capito a quest'età che volevo fare il tatuatore. Più che altro c'è stato un evento divertente, alquanto bizzarro se si può dire, praticamente all'età di 6-7 anni se non ricordo male. Mio nonno mi portava sempre con sé quando si andava ad ubriacare. Okay. Quindi cioè, un nonno esemplare comunque sì. Quindi un giorno, come tanti, mi dice amoniamo nonno, vieni con me. Ma dove? Al bar? Al bar, quindi okay. Io parto col nonno, ignaro che mio nonno stesse andando ad incontrare un parente proveniente da non so quale carcere. Okay. E praticamente questo parente era tutto tatuato. Ovviamente capite, erano tatuaggi da carcere, però per me, io che disegnavo da piccolissimo, perché all'epoca c'erano le videocassette, non c'erano i podcast. Ai tempi delle videocassette, praticamente io mi facevo registrare da mia mamma i cartoni con le videocassette, poi facevo il fermo immagine e mi ricopiavo dalla TV i disegni. E così io disegnavo da piccolissimo. Quindi vedendo tutti questi tatuaggi di questa persona ho detto wow, cazzo che figo, ma si tolgono, e quindi loro bevevano, si ubriacavano e io a toccare gli facevo ma come si fanno? No, non sono cose per te, ovviamente lascia perdere, sono cose per grandi. Questa cosa mi affascinava troppo, quindi arrivato a casa prendo una penna e inizio a tatuare mia sorella più piccola. Torna mio padre, trova mia sorella tatuata, cioè, ma che cazzo, ma che gli è preso? E da lì sinceramente è sempre stato attivo questo pensiero comunque sia di trasferire i disegni sulla pelle. Ovviamente a quell'età sei ignaro, non capisci in realtà cos'è un tatuaggio, la funzione, che è un ago che entra sotto cute eccetera eccetera, però è stato sempre un pensiero che mi ha accompagnato in nella mia fase di crescita, che non mi ha mai abbandonato come pensiero. Quindi a tutto ciò, man mano crescevo, io continuavo a disegnare sempre disegni. All'età di 13 anni accompagnai un mio cugino, eravamo in Germania perché sono nato in Germania, e lui si doveva fare il primo tatuaggio, quindi
all'età di 13 anni circa. Ma era legale in Germania fare un tatuaggio a 13 anni? No, non lo facevo io il tatuaggio. Io accompagnavo mio cugino. Vabbè, che era più grande, no? Era più grande. Mio cugino. Ok. Abbiamo trovato il terzo coglione. Non c'è due senza tre. A posto. Cioè, me l'hai servita, dai. Siamo tre frate. Come dice Cettola comunque, che tu cucchiona, guarda, me lo vero ti dico. Comunque, accompagno questo mio cugino e quindi io entro, cioè, wow, nel mio mondo. Sono entrato in questo tatuaggio, ero tipo un bambino quando lo porti a Gardaland, vede le giostre, io vedevo tipo disegni, persone tatuate, perché all'epoca comunque sia non c'era così tanta gente tatuata in giro come oggi, quindi era raro trovare comunque sia gente tutta tatuata in giro. E da lì iniziai a fare come facevo col parente di mio nonno, iniziai a chiedere, a rompere i coglioni, ma questo io così, io disegno, io faccio. Mentre quello faceva il tatuaggio. Sì, ecco, arrivato al punto ho detto, senti, mi vai a contare i tombini nell'autostrada e passa il tempo a non rompere i coglioni qui. E in realtà poi dopo qualche mese ci sono rientrato e gli ho detto, ma ve li posso fare vedere i miei disegni? Figurati se mi cagavano. Sì, lasciaceli. E me ne sono andato. Dopo una settimana mi hanno richiamato e vedevano comunque sia, hanno visto, wow, 14 anni, sa disegnare. E ogni tanto mi davano qualche lavoretto da fare, tipo quando il tatuatore era troppo pieno, mi davano qualche lavoretto così, ce la fai a disegnare questo? Io mi mettevo lì la notte a disegnare, sperimentare. E da lì ho iniziato così piano piano a disegnare per un tattoo studio. Poi mi sono sempre informato, sempre di più, e poi da lì all'età di 17 anni ho iniziato a fare la gavetta. Significa disegnare, pulire lo studio, pulire i cessi, fare da assistente tatuatore senza percepire un centesimo. Poi mi sono rotto le scatole, nel frattempo tatuavo a casa sulla pelle di maiale, perché ad oggi, ad oggi c'è la pelle sintetica. La pelle sintetica praticamente è una pelle artificiale che simula la pelle vera. In tutto e per tutto. In tutto e per tutto, sì. Ormai ce ne sono anche con le vibrazioni, ci sono le mani a forma, cioè in silicone per tatuare, ci sono tutte le parti del corpo, quasi tutte le parti del corpo. Già ti avevano venuto pensiero strano, tutte le parti del corpo. Oh, me lo compro in silicone. No. Vabbè, chissà perché ci sono molto prima. Forse. E così poi piano piano ho iniziato, però siamo scesi in Sicilia, non avevo grande possibilità di poter imparare, perché a Noto non c'erano studi, ad Aula non c'erano studi, a Siracusa c'erano pochi, ma figurati, se io andavo e gli dicevo sono un disegnatore, erano comunque sia molto... Quindi tu sei stato il primo tatuatore di Noto? Sì, il primo tatuatore sempre ufficiale, perché prima di me c'era un altro ragazzo che tatuava, però tatuava non ufficialmente, ecco, sempre abusivo, in nero. Ok, quindi... Forse so pure chi è. Vabbè, potrebbe essere. Oltre a questo, volevo chiederti, mentre parlavi, mi chiedo, qual è la cosa che più ti affascina mentre fai il tatuaggio? Cioè la cosa che proprio... mentre lo fai dici, mia che bello però questa cosa. Allora, quando tu inizi a tatuare, ovviamente inizi a tatuare la qualsiasi, quindi la stellina, la farfallina, l'infinito, perché devi fare pratica. Poi inizi a provare gli altri stili, perché devi capire, il tatuaggio è generico, poi il tatuaggio si intersca in tantissimi stili, quindi c'è dal realistico, dal maori, l'ornamentale, eccetera eccetera. E a me ha affascinato sempre il tatuaggio realistico, quindi quello che le persone dicono è in 3D, ok? Realistico appunto perché tu fai un lavoro che sembra reale su pelle. Sono sempre stato attratto da quello, quindi mi sono specializzato su quella tecnica, soprattutto sulla ritrattistica. Poi sono partito a Los Angeles, ho fatto lì dei corsi sulla ritrattistica del tatuaggio. E arrivo alla tua domanda, la cosa che mi affascina di più è quando faccio un volto, quando iniziano ad uscire i tratti dell'occhio, del naso, delle labbra, perché funziona che tu vai a fare le velature, quindi stesura su stesura inizi ad avere quell'effetto 3D. Sì. Oltretutto molto somigliante alla foto, molto somigliante perché
perché in corso d'opera somiglia il labbro, però ancora non essendoci il naso, gli occhi eccetera eccetera non lo vedi completo. Quando vai a finire l'opera ti viene identico, se sei bravo. Se sei una grapa capisci che gli somiglia forse manco da lontano. No, ho visto certe foto di ritratti fatti malissimo, che Eh. erano tutt'altro. Ci sono delle pagine anche su Facebook e Instagram per i tatuaggi bruttissimi. No, anche a Noto ci sono Ma persone te, con... il tatuaggio, a te capita di rimpiazzare, come si chiama? Rimpiazzare tatuaggi Cover up. cover up. Coprire o restyling, di restaurare, tra Il virgolette. tatuaggio più brutto in assoluto che hai dovuto coverare. Domanda Assai, difficile, sì, Quello perché sono più tanti. vergognoso, cioè, Quello più vergognoso, sì, quello più vergognoso è stato mi schifo a raccontarlo, mi fa pena. Era di un ragazzo che aveva la fidanzata tatuatrice e gli stava tatuando, aveva iniziato a tatuargli la schiena, la ragazza al tipo, e lui la tradisce e praticamente lei gli fa vabbè, anche se non siamo più insieme, No. cioè poi si sono lasciati anche se non stiamo più insieme, però io il tatuaggio è giusto che te lo continuo. E siccome era alla schiena e lei praticamente gli tatuò la merda fatta proprio tipo stile cacca, stile cartoon, con le mosche e la scritta ecco il tuo ritratto. Quello è stato il più agghiacciante che ho dovuto coprire. E come l'hai coperto? E poi gli ho tatuato tutta la schiena facendo un progetto tutto giapponese. Cazzo. Questa qua È pesante. bellissima, Questo è veramente bello. È pesantissimo. Pesantissima, questo- sì. questo. Beh, lei si è vendicata, giustamente direi io. Minchia, però che vendetta. Sì. infame. Vabbè, rischiava la denuncia in ogni caso. Certo, ha rischiato grosso comunque. Ha voglia. E invece dei tatuaggi che ti sei fatto e ti sei pentito? Sicuramente. Sì, calcola, il mio primo tatuaggio l'ho fatto a 13 anni. Ti spiego la dinamica. Io convinto che dovevo farmi sto tatuaggio. Uno dei tatuatori abusivi di Noto, cioè in condizioni pessime. Cioè sono entrato a casa sua, aveva tipo fuori la porta un cartellone, proprio il 50-70, con un drago disegnato e la scritta tattoo. Quindi sono andato lì, ho suonato, ho aperto la moglie, dimmi, voglio fare un tatuaggio, sì, entro. Ho detto forse ci ripenso. Siamo entrati in cucina e c'era lui, mi ha dato un catalogo, tieni, scegliti quello che vuoi. Ah, proprio così. Sì, col nel catalogo. frattempo c'era la moglie tipo che cucinava, il cane sotto il tavolo, condizioni igienico-sanitarie, guarda, al top. Se non sono morto in quell'occasione, penso che per morire mi dovranno o sparare o prendermi No, di faccia vaccino. con un cane. Sì, altro che vaccino. E quindi mi dà questo catalogo, scelgo, io c'ho questo, ed era un tribale così grande. Mi guarda, ovviamente io ero un bischero, mi fa, ma quanti soldi hai? E non mi ricordo se c'era ancora la lira o già eravamo in euro. E mi ricordo che erano 20 euro che avevo 20.000 lire. E mi fa, no, con questi soldi posso fare questo. E fortunatamente era una fiamma tribale così piccola. Ah, ok. Io dove me la faccio? Nella spalla, che non si vedeva. Esperienza bruttissima perché tipo gli ho visto disinfettare l'acqua con l'accendino. Proprio old style, sì. Che non so quante persone avessero usato quell'acqua, quante persone avessero usato. Madonna. Quindi disinfettare con l'accendino. Nel frattempo c'era sua mamma, mangi qua! No, grazie, no. Però il servizio. Sì, ma è bellissimo. Cioè, io mi sento in difetto nei miei clienti che offre il caffè, il Jack Daniel. Io volevo far mangiare sto funno, cioè, capisci? È importante come cosa. Ma ospitale almeno. Sì, e praticamente ad oggi si usa lo stencil stuff, che sarebbe la crema per trasferire il disegno sul corpo. Ovviamente è tutto monouso, eccetera, eccetera. Lui sapete come me l'ha trasferito? Ovviamente quelli erano i mezzi a quei tempi e me lo trasferì col deodorante delle ascelle. Trasferisce il tatuaggio e funziona, ragazzi. Funziona? Sì, certo. Quella stick te lo passava, tipo c'erano tutti i peli ancora attaccati. Ti passa lo stick, ti mette il tatuaggio e inizia. La macchinetta è una macchinetta ovviamente arrangiata di battaglia, perché prima le macchinette se li costruivano da sé, non c'era Amazon, eBay, ti collegavi e ti arrivava di tutto. Certo. Prima per trovare una macchinetta
ce ne volevano. Comunque, O da sì. facevo tu oppure... Bravo, e quindi si costruiva con le campanelle, quelle lì della scuola, sai, c'erano le campanelle, quindi c'è un motorino che fa in 3D, quindi il sistema è uguale. Prima gli aghi ce li dovevamo saldare noi, ormai trovi tutto, monouso, apri, inizi a lavorare. E quindi finisco il tatuaggio, arrivo a casa, mi guardo allo specchio e mi sono messo a piangere. Che cazzo ho fatto? L'hai coperto? Ancora c'è? No, sono in fase di eliminazione col laser. No. Lo sto rimuovendo con laser. Come sì. funziona l'eliminazione? Funziona innanzitutto, cosa importante, appunto, giusto per dare l'informazione corretta a chi Sì, ci sì. guarda. Va fatto con laser, ma va fatto da gente competente, quindi dermatologo, in ogni caso. Perché molti studi hanno il cosiddetto elettrodermografo, che lo vendono come laser, ma in realtà serve solo a schiarire un po' il tatuaggio e in ogni caso è illegale, non lo potrebbero usare, perché per usare un laser a tutti gli effetti deve essere un dottore. E quindi sono dei raggi ultravioletti, tipo il laser dell'epilazione che usano le donne, le estetiste e quant'altro, solo molto più potente. Questo laser interviene sotto cute e va a bombardare il pigmento, sciogliendolo man mano col tempo. E si cancella totalmente il tatuaggio? Non è detto, dipende da un sacco di fattori, dipende all'epoca il tatuatore a quale profondità aveva inserito il pigmento, dipende che colore aveva usato, però più scuro è il tatuaggio più possibilità c'è di rimozione. Perché praticamente il laser riconosce la parte scura. Infatti se tu vai su pelle con laser attivo non funziona. Non appena becca il tatuaggio la parte scura senti il ticchettino. Ma ce lo fai vedere questo tatuaggio? No, non ve lo faccio vedere perché mi vergogno del tatuaggio che è anche perché non si vede il tatuaggio iniziale, perché poi non contento ho continuato a farmi rovinare. Quindi ho fatto un tribale ancora più grande. No. Da un altro, da quel... no, da un 30 euro. altro, però sembra abusivo, che era alle prime armi. Però era un amico, gli ho detto dai fratello, sistemamelo. Però tutto sommato È accettabile. era accettabile, ma ormai poi ho fatto un terzo tentativo di coprirlo con una testa di leone. Per questo non te lo faccio vedere, perché sennò la gente si Non ci cioè, vede. dice, cioè, non vengo più a tatuarmi e quindi sto procedendo alla rimozione. Infatti siccome ho fatto le sedute da poco, c'erano le croste, è brutto da vedere. Va bene, va bene. Ma- Un'altra cosa che volevo chiederti a proposito del fatto che dicevi sensibilizzazione, eccetera, come riconoscere uno studio dove non andare? Di sicuro sei abusivo, non andare dagli abusivi. Tatuatore che... Allora, io sono stato con una che in pratica si è fatta tipo 4 tatuaggi Sì, e quello gli è andato a casa, il tatuatore a casa. a domicilio. A domicilio. Sì, come le pizze ormai sono anche tatuaggi a domicilio. Ma è legale? No, non è legale perché ovviamente il posto dove pratichi il tatuaggio deve seguire dei criteri appunto di igiene, pulizia e sterilizzazione. Tant'è vero che un sacco di personaggi del mondo dello spettacolo mi hanno chiamato appunto per fare questa cosa, per andare da loro a tatuarli a casa. Mondo dello spettacolo. Sì, gente con nomi importanti, però gli ho detto guarda, preferisco farlo in studio, o sei di Roma, ok, io trovo un collega, mi appoggio in uno studio a Roma, vieni lì e ti tatuo, magari chiediamo di chiudere le porte, di tatuare di domenica, giusto per evitare l'afflusso, perché loro lo fanno ovviamente per la privacy e quant'altro, lo posso capire, però non si può tatuare a casa della gente, non puoi seguire le direzioni sanitarie. Hai tatuato qualcuno di conosciuto che si può sapere? Sì, ho tatuato Stefano Sala, che è un mio grande amico, spero che poi un giorno vedrà questa intervista. Ciao Stefano. Che è l'ex concorrente del Grande Fratello, un ok. modello per un sacco di brand della moda importanti, quindi Guess tra alcune. Un altro modello, Mattia Narducci, che era suo amico, che sono stati qui, Le ho credo, visti, sembra sì, una l'anno storia. scorso o 2 anni fa. E poi in Germania ho tatuato cantanti, ho tatuato un sacco di calciatori di Serie A dello Stoccarda, del Bayern Monaco, però
ho paura di pronunciarli per un discorso di privacy. Non Sì, so se è assolutamente. possibile Ci farlo. sta, quindi. va bene, ok. No, non ti costringiamo a dire nulla. Invece, ti avevo già accennato questa domanda. Ti sei mai rifiutato di fare un tatuaggio? Sì, spessissimo, certo. Mi sono rifiutato. Allora, mi rifiuto E sempre. allora la domanda è: quando ti rifiuti di fare un tatuaggio? Bravo, mi rifiuto quando vedo entrare persone che non sono convinte di quello che vogliono. Perché noi ovviamente siamo dei tatuatori, ma col tempo, con l'esperienza diventiamo anche un po' psicologi, perché andiamo a capire se una persona è pronta a ricevere quel tatuaggio. E capita spesso, la cosa più stupida che capita, entro in studio, ciao, mi voglio fare un tatuaggio, ok, cosa ti vuoi fare? Non lo so, cosa mi consigli? No. Cioè, tipo se siamo in macelleria, cioè, che taglio di carne mi consigli? Cioè, quindi già lì capisci che io ho detto, ok, allora, capisco la voglia di farti un tatuaggio, però cerca almeno di farlo con un criterio, con un significato, dagli un peso, perché è una cosa che ti porterai a vita. E mi sono rifiutato un sacco di volte, soprattutto sui giovani. Quando vengono i giovani, a parte il fatto che credo che io sono l'unico, se non uno dei pochi, a non tatuare minorenni. Uno, perché la legge lo vieta da qualche anno a questa parte, anche se molti colleghi dicono di no, si può tatuare col consenso dei genitori. Se mai dovesse accadere qualcosa al tribunale, hai fatto un errore e quindi rischi il lavoro, rischi l'immagine, rischi quant'altro. Quindi io sono del parere che non vale la pena rischiare l'immagine, il lavoro e tutto per pochi euro, in base comunque sia ad altri tatuaggi. Quindi mi è capitato spesso che sono venuti ragazzini con i genitori, no, tra l'altro pure i genitori insistenti, no, ma firmiamo noi. Cioè, ma capisci che tuo figlio ha 16 anni, a 15 anni e vuole un tatuaggio del cazzo? Cioè, voglio dire, Anche no. anche tu da genitore, non la posso sentire giù, sei un coglione, fratello, dagli una punizione, dagli qualcosa. E quindi da me non si tatuano minorenni, cioè non si fa eccezione per nessuno. Mi dispiace, è capitato anche a qualche amico, ho detto di no, però io tengo tanto all'immagine professionale. Meglio Ti fa- così. ti fa onore sicuramente. Questo sì, ti fa sì, onore. Grazie, Un'altra cosa che voglio chiederti, ho visto tempo fa l'intervista di uno dei più famosi e storici tatuatori d'Italia. Era ora faccio pure la malafigura che non so il nome. Vabbè, quello che, Però comunque il era primo, io me lo sono visto. Ce ne sono tanti, c'è Fercioni, Fiorini, che Fercioni. purtroppo non c'è Percioni, più. che diceva che non si può tatuare mani, collo e faccia. Infatti vedo che tu non hai né le mani né il collo né la faccia tatuata. Allora, non Dietro è il collo sì, ed è anche bellissimo il tatuaggio. nuca più che altro. Nuca. Sì, alla nuca. Non è che non si può tatuare, diciamo che abbiamo noi un'etica professionale che è quella di seguire delle linee dettate da, tra virgolette, da noi, appunto dal vecchio stampo, da questi signori che hanno creato il tatuaggio in Italia. Perché le mani, come la faccia, come il collo, sono punti comunque sia importanti che hai sempre in vista. E molta gente, soprattutto ad oggi, si tatua per apparire, non capendo che comunque sia un tatuaggio e tu ti fai a 20 anni, quello stesso tatuaggio ce l'avrai anche a 50 anni. A 20 anni molta gente non sa cosa fare nella vita e possibilmente si troverà con delle difficoltà in futuro a trovare un lavoro, ad essere giudicato male, perché purtroppo in Italia ancora c'è gente che appunto ha dei pregiudizi per quanto riguarda il tatuaggio. Quindi non è che non si possono tatuare, ma diciamo che noi tatuiamo mani, faccia e collo se almeno hai un buon 60-70% del corpo tatuato. Perché se tu hai più della metà del tuo corpo tatuato, sai cosa stai facendo. Sei consapevole che tatuarti la mano è per sempre. Poi se trovi il cliente insistente che per forza vuole il tatuaggio lì, e anche lì l'esperienza ti fa capire se è davvero pronto a riceverlo, poi sta appunto al tatuatore decidere se farglielo o meno. Però sì, tante volte ho rifiutato di farlo in faccia o alle mani. Tipo in faccia cosa si fanno tatuare? Da qualsiasi. Sì, ma più che altro sono seguaci dell'oggi musica trap, o quelli che prima erano i rapper, quindi le scritte nella fronte, la croce al contrario sullo zigomo e quant'altro. Questi sono quelli più comuni, ecco, Ma oggi. invece parliamo dei tatuaggi malavitosi. Malavitosi, chiamiamoli. Ok.
Cioè, c'è proprio un linguaggio dietro ai tatuaggi malavitosi. Cioè, io so della lacrima, tipo. Sì, allora ce ne sono tanti che molti tatuaggi, tra virgolette, malavitosi è storia. Cioè, ma storie inventate e quant'altro. Leggende appunto da serate al bar. Però sì, molte volte c'è la lacrima, i 3 puntini sulla mano, però diciamo che esiste un linguaggio del tatuaggio per i tattoo della malavita, però parliamo ai livelli di mafia giapponese e quant'altro, perché in Giappone la cultura del tatuaggio è molto più antica e più radicata dell'Europa, ecco. Quindi sì, parliamo di stelle nel ginocchio che hanno un preciso significato e quant'altro. Io vedevo tipo Nico Pandetta che era andato a trovare un suo parente in carcere e gli hanno fatto mettere tutto lo scotch in faccia perché lui è pieno di tatuaggi in faccia. Sì, quello l'hanno fatto perché per paura di dare dei segnali. Okay. Perché tu vuoi fare un colloquio con un carcerato e quindi può essere che tramite il tatuaggio stai comunicando qualcosa. E se vogliamo fare un paragone assurdo per quanto lo può essere, tipo quando vai in TV e ti coprono i marchi delle magliette perché sennò è pubblicità occulta. È la stessa cosa in pratica. In pratica sì, in quel caso è per evitare di comunicare qualcosa al carcerato che stai andando a trovare, sì. Pazzesco. Ti sei mai tatuato da solo? Sì, allora io per tanti anni non mi sono mai tatuato per paura, non del dolore, del lago o quant'altro, ma per paura di sbagliare. Siccome io sono un perfezionista e quindi avevo la paura di sbagliare perché pensavo che non si potesse riuscire a conciliare le due cose, il resistere al dolore ma il lavorare perfetto. E poi con 2 miei amici / fratelli ci eravamo promessi di farci un tatuaggio insieme tutti e 3 perché abbiamo avuto legati, abbiamo avuto tante avventure insieme e quindi lo dicevamo sempre, ci dobbiamo fare questo tatuaggio, una sera che eravamo ubriachi sfatti mi viene l'illuminazione e ho detto ho trovato il tatuaggio da farci. Cosa ci facciamo? Perché avevo pensato, siccome siamo in 3 spesso arrivavamo al punto delle 3 scimmiette, non vedo, non parlo, non sento e quant'altro, o il triangolo, non avevo mai l'ispirazione, forse perché c'ero coinvolto io in questa cosa, quindi io sono molto difficile quando devo scegliere cosa tatuarmi e mi viene questa ispirazione da ubriachissimo, ci faccio ok, andiamo in studio. Ma cosa facciamo? Intanto andiamo in studio, siamo andati in studio e praticamente gli ho detto io ce l'ho, ci facciamo le nostre facce in posizione non vedo, non parlo, non sento. Bellissimo. Quindi è nato tutto lì, gli ho fatto le foto istantanee, cioè, ci siamo fatti le foto in quell'attimo, le ho trasferite sull'iPad, ho fatto il disegno, ho fatto i tratti dei nostri volti, io l'ho tatuato a loro e poi me lo sono autotatuato, quindi ho sconfitto questa paura che in realtà è stata una cosa fighissima. Però ci sono anche i video, loro sono stati molto bastardi perché nel frattempo in studio continuavamo a bere, ma ovviamente era di sera, era di notte, eravamo chiusi e mentre io mi tatuavo c'è chi mi spingeva, chi mi passava il bicchiere, cioè di tutto e di più. E quindi sì, mi sono autotatuato anche in situazioni abbastanza critiche. Sì, e per giunta sottosopra, perché sono 3 mini ritratti fatti sottosopra, perché loro ce l'hanno sulle costole e io ce l'ho sulla coscia, perché è il punto più semplice per tatuarmi, ovviamente, perché sulle costole veniva un po' difficile. Bellissimo. Che faceva più male, no? Sì, certo, anche se devo trovare ancora un punto che me fa male, perché stranamente io quando mi tatuo non sento il dolore, anzi al contrario mi rilasso, eppure ho tatuato tutti i punti più critici tra virgolette, la nuca, penso nuca, ginocchio e gomito sono i punti quelli un po' più pesanti, ma anche lì niente da fare, mi sono sempre addormentato. Comunque se io mi farò un tatuaggio me lo farò come il suo, quello che ha alla nuca, che io tuttora non avendolo visto ora me lo ricordo
E a mente in fili, capito? Sì, praticamente un cervello, vabbè, lo puoi vedere. È bellissimo sto tatuaggio. Questo tatuaggio come nasce? Io ho un piccolo difetto che quando sono nervoso ho bisogno di sentire dei piccoli dolorini per rilassarmi. Quindi mi capita spesso che quando sono nervoso chiamo l'estetista e gli dico fammi subito le sopracciglia perché mi devo rilassare. Sì, per dire. Un giorno avevo avuto una giornata molto molto pesante, è andata stortissima. Sono entrato in studio, all'epoca avevo un'altra collaboratrice che tatuava insieme a me e gli chiedo hai altri appuntamenti dopo? Sì Gio, ok, disdici perché mi devi tatuare, sono nervoso, mi devo rilassare. E in quel preciso istante c'era un mio carissimo amico, Sì. mi guarda, mi fa ma tu non sei normale. Sì, mi devo tatuare. Non sapevo però cosa dovevo tatuarmi, quindi non avevo idea. Però io avevo bisogno di sentire un dolore per rilassarmi perché ero molto molto nervoso. E a questo punto questo mio amico mi guarda e face minchia, ma è vero, amen tempi li capito. Mi giro, quello sarà il mio tatuaggio. Mi sono seduto, mi sono messo all'opera, ho preso il cervello che molte volte mi manca, gli ho messo un pelo e poi ho fatto la scritta sopra e sotto amen e infili capito. Bellissimo. Sì. Un detto di follia. E io lo conoscevo, appunto, è un tatuaggio bellissimo. Grazie. Secondo me i tatuaggi che hanno veramente un significato per il mio superano. Cioè, se in futuro mi farò un tatuaggio deve avere un significato veramente Quello è forte. ovvio. Io mi spavento per questo, io ho 20 anni e vedo tantissime persone che spinte dalla moda si vanno a tatuare, ma Sì. io non sono sicuro di quello che sto facendo perché io penso che è una cosa quasi permanente ora. A No, parte quasi, il è laser. permanente. E Te lo quindi- porti a vita. E quindi io mi spavento di tatuarmi cazzate, capito? Beh, fai bene. Cioè, se tu hai questo pensiero, io dico sempre meglio non tatuarti e aspettare. Tatuarti quando sei sicuro, sei realmente sicuro. Tanto prima o poi ti accadrà un qualcosa, un evento nella tua vita che ti spinge a dire quasi quasi me lo tatuo. Ovviamente a 20 anni non pensi che non penso che hai un significato così pesante da poterti tatuare o che ti sia accaduto qualcosa di La veramente videocamera mi posso tatuare. vabbè, comunque Mica vedi male. già però avrebbe un significato perché comunque sia, anche se poi in futuro farai totalmente un'altra cosa, farai il pizzaiolo, Sì. però è stato parte del Ma tuo io me lo percorso di voglio tatuare vita. proprio quando fallisco. Cioè, capito? E allora Per spera ricordarmelo. di non tatuartelo mai. Per ricordarmi. O quando farai il salto, tipo, non lo so se arriverai a altri Esatto. livelli. Non lo so. Te lo auguro, te lo auguro. Speriamo. Il posto più strano che hai tatuato. lo sapevo E io. con questo concludiamo. Ovvio. Lo sapevo io. Non è un'altra. Ti avevo detto e secondo me sono curiosi anche loro. Allora, ovviamente è un posto osè. Ho tatuato una mia collega attorno all'ano. Sì. Sì. Attorno. Attorno. Proprio attorno all'ano. Ora, io ti voglio Cosa si è chiedere- tatuato? Vabbè, ormai ve lo dico. Si è fatto una scritta in inglese e si è fatta scrivere spit first. Aspetta, traducilo. Sputa prima. Pazzesco. Sì. Pazzesco. Non prendete ispirazione, però. Tatuato solo donne in quel punto. Precisiamo, non è qualcuno c'è una fantasia. Certo, no, luogo del rifiuto. Dice, Ovvio, quante volte ho rifiutato. ma fa male, ma lo sai. Lei gridava quasi da spaccare i vetri dello studio. Certo, è un punto sensibilissimo. Ah, olio, ci sono tante terminazioni nervose. Certo. E l'ultima domanda che volevo farti, e poi concludiamo, era il tatuaggio più costoso che hai fatto. Il tatuaggio più costoso che ho fatto è... L'hai fatto a noto? No. No, non l'ho fatto a noto perché purtroppo ai prezzi a noto non hai i prezzi che ho all'estero. Brutta storia. Lo so anch'io. Sì, ora casomai se volete continuare ne parliamo anche su questa cosa che molti mi criticano, però ci terrei anche a specificare questa cosa. Prego. Comunque, quello più costoso che ho fatto credo di averlo fatto in Olanda. Ho tatuato una schiena intera in 3 giorni consecutivi, cosa che non si fa, non prendete spunto perché sono cose da pazzi. È costato quasi 9.000 euro.
E quanti se ne sono andati in inchiostri? Di soldi? Cioè, sì. Cioè, in quel tatuaggio quanto ho speso di spese? Sì, di spesa. Ah, così mi fai con una sacchetta. Se fanno pure io. Scusa, pardon. Che cosa stavi dicendo prima? Ti criticano. Questa qua la taglio. No, la voglio lasciare. A Noto ti criticano perché... Allora, io ho la brutta nomina, e questa cosa ci tengo a dirla. Ho la brutta nomina di essere caro. Ah. Tutti dicono sì, Giovannone è bravo, ma è troppo caro. Quando io sento questo mi arrabbio tantissimo. Perché? Io dico sempre, in realtà non dovrebbe esserci un prezzo per un tatuaggio. Perché? Se tu ti fai un calcolo, prendi un fumatore, ok? Metti che nella sua vita fumerà per 50 anni, e se vai a fare il calcolo di quanti soldi ha speso nell'arco della sua vita per una cosa che comunque sia gli fa male, gli può creare danni, eccetera, eccetera, quanto ha speso, non guarda quella cosa, però è una cosa normale perché gli sono passato un piacere. Siccome appunto stessa cosa è per il tatuaggio è un piacere, non è una necessità. Per quanto caro possa essere, ti fa un avambraccio, ti costa 1.000 euro. Però siccome una cosa tu ti porti fino alla fine dei tuoi giorni, suddividi quei 1.000 euro per tutta la durata della tua vita. Quanto ti costerà portarti un tatuaggio per il resto della tua vita addosso, oltretutto fatto bene, senza rischi e quant'altro. E io sono considerato caro perché non voglio sminuire nessun collega. Però io so i sacrifici e quanti soldi e quanto tempo ho speso per arrivare ad oggi ai miei livelli, che tra l'altro, voglio precisare, ho quasi 32 premi internazionali, vinti quasi in tutte le parti del mondo, e voglio capire quanti colleghi della mia zona hanno fatto il percorso che ho fatto io per arrivare ad aprirsi uno studio. E la maggior parte dei colleghi, non parlo a livello professionale se sono bravi o meno, perché ognuno lavora a modo suo, però ovviamente io dubito che sono arrivati a spendere così tanto in tempo e in soldi, in corsi, in gavetta, in commission, per quanti ne ho spesi io. Tant'è vero che ad oggi quella nomina di essere caro mi procede al è forte, è bravo, ma è caro. Non può essere bravo ma caro, perché la Ferrari è cara, ma non te la puoi comprare al prezzo della Panda, se vuoi la Ferrari. È giusto. Quindi molti... Bisogna pagare la qualità, questo è il Sì, senso. ma infatti dico, io non sono caro, sono caro per la piazza in cui siamo. Perché la concorrenza, gli altri studi hanno dei prezzi molto più bassi, ma non sono io caro, sono loro che hanno i prezzi bassi, perché molti pur di lavorare ribassano il prezzo. Io ho provato un sacco di volte a collaborare con tanti colleghi, però qui è una mentalità un po' diversa rispetto ai posti dove ho lavorato, America, Germania e quant'altro. Quindi qui ognuno si fa il suo. Io sono amico con tutti i miei colleghi della zona, non critico nessuno, ognuno, ripeto, lavora a modo suo. Però a detto di tanti colleghi anche del posto mi fanno i complimenti sul mio stile. Infatti dico, io so di fare il mio stile, so di farlo discretamente, poi magari c'è chi in altre cose è più bravo. Io ad esempio lo dico, in uno stile che non è mio, io dico guarda, io non lo faccio, se proprio vuoi che te lo faccio io te lo faccio, ma non avere aspettative come chi fa solo questo stile. Il risultato del tatuaggio sarà lo stesso buono, ottimo, ma magari impiego il triplo del tempo e ti costa di più. Quindi vattelo a fare da un collega che comunque fa quello stile. È come se tu vai da un tatuatore che non fa realistico e magari il volto non ti viene identico, mentre io che faccio il realistico il volto ti viene identico. Questo era una cosa che volevo precisare, perché in tanti dicono Giovannone è bravo, il numero uno, però è caro. Non esiste il caro. Non puoi quantificare, appunto, come ti dicevo, se ti fai due conti, ti porti un ritratto di una persona a te cara che non c'è più,
penso non ci siano soldi da Ma sei pagare. contento di lavorare a Noto? Io l'ho voluto fortemente il lavorare a Noto e ho avuto un buon riscontro, anche se ti dirò, ho forse molti più clienti da altre parti, quindi da altre città della Sicilia, che da Noto stessa, anche perché torniamo sempre al discorso mentalità. Il netino sappiamo che è un po' preferisce spendere i soldi altrove. Però ho tanti clienti, sì, io a Noto lavoro bene, sono contento, sono fiero di essere stato il primo tatuatore ufficiale a Noto. Apro piccola parentesi, ci sono altri programmi per tatuare a Noto, si sta pensando ad uno studio molto più grande verso il centro. Appunto perché vorrei fare, oltre a fare lo studio di tattoo, io sono un ex pittore che dipingo un sacco di tele, quindi mi piacerebbe fare le due cose. Appunto, siccome viviamo in una delle città più belle al mondo, e fidatevi, io ne ho girate tantissime, dall'Australia all'America, la Svezia, Svizzera, Spagna, sono stato ovunque. Il fascino che ha questa piccola città credo che non ci sia in nessun altro posto, e quindi sono fiero di lavorare qui. E appunto vorrei fare una cosa più grande dove inserire uno studio tattoo e una piccola galleria d'arte. Bellissima Speriamo cosa. di riuscirci. Bellissima cosa. Allora speriamo si riesca. Noi Speriamo. facciamo i nostri auguri. Possiamo Grazie. concludere qua la nostra puntata. Ringraziamo tantissimo Giovanni. Grazie a voi, grazie a tutti. Va bene, ci vediamo al prossimo episodio di Salotto ogni domenica alle 14. Un bacio da tutti noi. Ciao. Dai tre coglioni. Dai tre coglioni. Dai tre coglioni. Bella. Ciao ciao.